Ecco Riccardo Szumski, no? Il grande vincitore di queste elezioni nel Veneto, ok? Buonasera a tutti agli ascoltatori. Ma insomma è vero, Moreno, no? vincitore insomma. Ma dai, ascolta, ma perché vuoi fare il modesto? È la verità, hai tirato su 100.000 voti, cacchio, hai messo 2 consiglieri, hai stravolto tutto, hai dato una dimostrazione di fronte a un assenteismo allucinante, eravamo quasi quasi il 60%, ok? Sì, se non ci fossimo stati noi forse sarebbe arrivato tranquillamente il 60%. Hai capito il ragionamento? Questo è Devo importante. dire che ci sta. Comunque sicuramente, insomma, risultato importante, aspettavamo un bel risultato, non così corposo, è che appare abbia sorpreso tutti e si vede che noi abbiamo lavorato bene, non ci hanno visto arrivare e siamo arrivati. Insomma, io ho visto il discorso, l'articolo della Verità, io la chiamo la mezza verità, no? La Verità, se è il giornale, il quotidiano, che dice no, ma perché c'è ancora uno zoccolo duro e sono ancora incazzati, eccetera, e ci vuole un discorso di pacificazione con lo Stato. Perdonami, sai, un cazzo, io non sono d'accordo con la pacificazione con lo Stato dopo tutto quello che è successo. Non è che ma lo Stato con tutte voi è un nostro avversario. Ecco, scusami, non ho capito io queste cose. È lo Stato che ci ha creato queste problematiche, appunto, che ma le crea continuamente. non è mica lo Stato sta roba qua, cioè questo non è lo Stato, questa è una tirannide. Questa è la piramide che esegue gli ordini che gli vengono da fuori in realtà, insomma, che arrivano da molto più in alto, dai potentati economico-finanziari. Però noi che non vogliamo, non abbiamo terrorizzato in termini sanitari, non terrorizziamo, noi lottiamo. Vabbè. Però c'è anche... e cerchiamo di mettere delle sassolini, anzi dei sassoloni, anzi dei macigni negli ingranaggi. Speriamo. Però adesso è chiaro che adesso c'è un problema che devi scontrarti sempre con questa opposizione. Io sono anch'io come te, io sono in un consiglio comunale, tu sei in consiglio regionale, c'è sempre il discorso dei voti, però è importante anche portare avanti dei ragionamenti, no? Allora, il ragionamento che mi viene in mente adesso è questo, no? Cioè, Zaia dice, io ho fatto più di 200.000 preferenze. Io ho pensato, ma come cazzo questo ha demolito la sanità veneta, ha fatto su un casino, ci manda un giorno sì, un giorno no, ci hanno mandato impianti inquinanti, io dico il Polesine, 60 impianti inquinanti, centrali a biometano, Ho visto correndo il Polesine. Ecco, allora, scusami, allora io dico, ma come cazzo ha fatto? A Rovigo ha fatto non so quante migliaia di preferenze. Allora il ragionamento è, dico io, 7.000, cosa ne ha fatto a Rovigo, una roba del genere? Allora uno dice, ma perché? È la propaganda, Riccardo, è la propaganda, Riccardo, i vecchiotti è la propaganda, hai capito? In ipnosi le propagandisti sicuramente... Però io gli ho detto già anche in qualche trasmissione che io farei il ragionamento, il meno 17% di votanti è un giudizio negativo pesantissimo sulla gestione di chi ha governato questa regione, perché è inutile che mi dicano che è la disaffezione generale, no, è un dato preciso che dice questo, perché nonostante tutti i mezzi che loro possono permettersi di mettere in campo di propaganda e di quant'altro, il meno 17, in questo meno 17 c'è il nostro 5%, che vuol dire che c'è una realtà che la pensa diversamente, che vuole resistere, che vuole essere rappresentata in maniera del tutto diversa da coloro che hanno governato, che sta cominciando a far sentire la voce. E noi saremo l'amplificatore anche con proposte di legge e con rotture di scatole, lo dico prima, ad oltranza all'interno del Consiglio regionale, perché noi, come ho ribadito, saremo una cosa diversa sia dalla maggioranza che dalla finta opposizione, per cui faremo un percorso diverso e annuncio anche che continueremo ad andare in mezzo alla gente, perché è stato il nostro cavallo vincente, parlare alla gente, alle persone in carne e ossa. Esatto, allora il ragionamento, ma poi hai visto, ti dico solo una roba, dopo ti voglio leggere un messaggio che viene da Venezia, c'è un signore che ci scrive, per te anche, non lo so. Allora, hai visto che è arrivato subito orologeria, sono arrivati i soliti sabotatori, li hai visti? Sì, ormai li abbiamo, tutti ben noti e anche arcinoti. Sono arrivati anche... Questa volta sono andati con le pive del sacco. Esatto, ma io gli ho detto a un certo punto, una mi ha scritto, una parrucchiera, no, ma io non lo sapevo che lui... Io ho detto, senti un attimo, ragiona. Io ho detto, ma secondo te un medico lo radiano perché è a favore dei vaccini?
Cioè questo è stato radiato, cacchio, è stato radiato, vuol dire che ha fatto del casino, che è andato contro sta roba, no? Perché non è un atto qualsiasi radiare un medico. Gli ho detto, vabbè, senti, ti leggo sto coso qua, perché sono arrivati alcuni complimenti, vabbè, ti leggo solo sto articolo qua di Michele da Venezia. Buonasera dottor Ferrari, alla fine però loro signori se ne fregano dell'astensione, anzi è sufficiente un zoccolo duro e il gioco è fatto, e uno zoccolo duro l'avranno sempre, c'è sempre un blocco statale più o meno privilegiato e un blocco di pensionati che per paura dell'incerto garantiscono lo status quo da una parte o dall'altra, finta contrapposizione destra e sinistra. Assottigliare il ceto medio imprenditoriale in fondo è il loro obiettivo e in toto manifesto. A proposito del risultato di Zaia, non penso proprio sia frutto di propaganda, ma del numero di concessioni vinicole ai colli di Conegliano, oppure al numero di ettolitri di prosecco che il buon zootecnico ha dispensato agli elettori che lo hanno preferito. Resterà un dubbio amletico. Auguri al valoroso dottor Sciunschi, a cui ho dato volentieri fiducia. Grazie mille, Michele da Venezia. Grazie a Michele, però ti dico che qui nella zona dei viticoltori abbiamo fatto ottimi risultati, compresa Conegliano, nei comuni qua della zona abbiamo fatto incredibili, in certi comuni abbiamo proprio surclassato anche la Lega, quindi vuol dire che insomma non tutti anche nei comuni vitivinicoli sono proprio così dell'idea che vada bene questo. E da qui dobbiamo ripartire, anzi, perché noi non è un punto di arrivo, è un punto di partenza il nostro. Aspetta, ti leggo un altro messaggio. Questo è Daniele. Grazie Riccardo, complimenti per il risultato ottenuto. Se non ci fosse stato lei di sicuro non andavo a votare in quei traditori. Quante bugie ci hanno raccontato in questi anni e non solo sul Covid. Grazie, un suo elettore Daniele. Poi c'è Roberta da Treviso. Grande Riccardo, grazie per il tuo impegno. Ti aspetto un grande compito, calma e sangue freddo ti accompagnino in questa esperienza. Sarai nella fossa dei leoni a combattere, vincente. Ciao. Poi c'è un ultimo. Riccardo, fai ridurre le telecamere nelle strade, Maurizio. Vabbè. Allora, il ringraziamento è anche il mio. Auguri, grazie, in bocca al lupo. Anche a te che ci hai aiutato. Combatti, vabbè, io ho fatto qualcosina come abbiamo fatto tutti, e tu rappresenti in qualche modo un'idea di rivolta che è stata e come l'hai fatto, e quindi noi ti abbiamo dato fiducia, fai quello che puoi, meglio che puoi, e in bocca al lupo, va bene? Grazie, faremo il massimo per meritare la fiducia che abbiamo avuto. Certo, non sarà facile. Sempre però richiamando e coinvolgendo la gente, perché è quello che fa paura, perché una persona in qualche modo da sola poi sai, certo. se porta dietro un popolo, una parte di popolo, quello fa paura. È chiaro, quindi è tutto lì. State pronti, dico agli ascoltatori, bisogna continuare la lotta sempre di più in numero maggiore, perché questa è la strada vincente. Perfetto, un abbraccio, buona serata, buona cena e ciao. Grazie Riccardo, grazie a te. Ciao.